Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla nuova pillola del vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi voglio rispondere ad alcune persone che mi hanno scritto, messaggiato in PVT su Face, su altri social e anche telefonato per parlare un po' della legge di attrazione che imperversava sui social parecchio tempo fa e anche adesso fa molti proseliti. La cosa è piuttosto seria perché fondamentalmente il concetto della legge di attrazione è ottimo come idea e come principio, però purtroppo in questo disegno, in questo pensiero, in questo New Age galoppante importato dall'Occidente, ci sono delle piccole pecche di costruzione. La prima cosa è che noi dobbiamo pensare che non è che si può pensare sempre positivo e essere sempre buoni, perché purtroppo quando noi facciamo del buonismo senza giustizia, creiamo per compensazione un mostro o qualcosa di negativo da qualche altra parte del pianeta o del cosmo, a dipendenza di quello che creiamo noi. Quindi se noi pensiamo che col buonismo e con pensare sempre positivo attiriamo solo cose positive, magari effettivamente per un periodo ci potrebbe andare bene, ma poi da qualche altra parte del cosmo, oppure sotto casa nostra o dentro casa nostra, noi creiamo indirettamente, si potrebbero definire degli elementali in grandi linee, ma dei mostri elementari che sono poi dei mostri, diventano delle larve che possono poi colpirci quando noi meno ce lo aspettiamo. Quindi questa legge di attrazione che ha fatto milioni di proseliti e milioni di libri venduti con vari segreti e messi in tasca con pochi euro, certamente hanno arricchito lo scrittore o la scrittrice che le ha messe su commercio, certamente ha creato dei proseliti, però certamente ha anche creato moltissimi mostri eterici o astrali, o quantomeno in qualche parte del mondo ha creato delle falle. Quindi questo buonismo della serie pensiamo sempre bene, poi ci verrà sempre vicino a noi del bene, sicuramente ha creato in certi momenti nel nostro comprensorio eterico qualcosa di positivo, ma di compensazione da qualsiasi altra parte del cosmo, che potrebbe essere anche il vicino del piano di sotto, ha creato praticamente un mostro. Quindi cos'è la strada giusta? Non è attaccarsi a questa legge di attrazione con mani e unghie e denti, ma cercare la cosa giusta, la giustizia, che non ha niente a che fare con la legge di attrazione e questo buonismo, questo pensiamo sempre bene, vogliamoci tutti bene, che di principio il concetto sembrerebbe che non fa una grinza, però purtroppo nella realtà poi per compensazione da un'altra parte ci deve essere qualcuno che chiude questo buco. Quindi nella realtà, cari amici che seguite il vostro Marietto Veneziano, è buono sì seguire un certo tipo di buonismo, è buono sì essere sempre disponibile ad aiutare, ma i primi che dobbiamo aiutare siamo noi stessi, e quindi solamente quando togliamo quel velo di ignoranza che vive dentro di noi, che ci hanno imposto con secoli e secoli e secoli di egregori dentro il nostro campo eterico, noi potremo anche aiutare gli altri ad essere abbastanza solidi di poter aiutare, mandare, buttare una scala di aiuto anche agli altri. Quindi questa legge di attrazione vale sì, però chiaramente vale per quelli che hanno raggiunto quel livello spirituale, che sanno che prima devono essere giusti, ma non con gli altri, prima di tutto con se stessi. E quindi il primo concetto della legge di attrazione è la giustizia. Quindi è inutile che noi vogliamo una macchina bella e poi la macchina bella ci arriverà, per il semplice fatto che magari la macchina bella ci arriva, però a 250 km/h e poi magari ci andiamo a fare la bua sull'autostrada. Quindi, cari amici, vi ripeto, la legge di attrazione va benissimo, però ha un prezzo che è quella di costruire da qualsiasi altra parte del cosmo, no? E per cosmo io intendo questo pianeta di terra e acqua, dei mostri o qualcosa che noi non riusciamo a definire nel nostro comprensorio di buonismo. Quindi quando voi vedete nei vari gruppi social mandatemi luce bianca, luce gialla, angeli colorati, schiere di Michelangeli che scendono,
mi dice che se io penso positivo poi mi arriverà tutto positivo. Questo sicuramente può succedere, magari per un caso fortunato, ma però ricordatevi che ha un piccolo prezzo, e il prezzo è che da qualche altra parte del cosmo, per compensazione, ci dovrà per forza essere una falla che deve essere riempita da questo falso buonismo. Quindi dipende se voi siete in grado di pagare questo prezzo, di pagare questo prezzo di questa falsa illusione. E ripeto, la legge di attrazione va bene per quelle persone che hanno raggiunto quello stadio di giustizia, che sanno come utilizzarla nel modo migliore. Per tutti gli altri è come correre dietro al pifferaio magico. Funzionerà sicuramente per un certo periodo, ma poi a un certo punto arriverà il conto da pagare. E magari uno avrà tirato a sé dei soldi e con quei soldi poi dopo avrà solo problemi. Uno avrà tirato a sé un jet personale e poi magari con quel jet personale avrà dei problemi. Quindi, cari miei, attenzione, attenzione e ancora attenzione a correre dietro i pifferai magici e queste correnti New Age che spesso e volentieri, per poter vendere, dare ricchezza materiale, che poi vi ho già spiegato in altre pillole, la ricchezza materiale ha un costo grandissimo che porta nel basso astrale. Vi ricordo di guardare la pillola del grande Salvatore Paladino, che in una sua pillola spiega benissimo cosa vuol dire questo. E detto questo, cari amici, vi consiglio di andare a vedere anche le pillole della Hildegard, che spiega benissimo anche questi concetti, dà veramente un bel piano pratico di come mettere in campo queste idee di legge di attrazione in modo corretto. Vi chiedo anche di andare a vedere le pillole sulle egregore e sugli elementali che ho fatto in questo periodo, così che possiate avere anche voi un'idea più chiara di questi nuovi tipi di correnti filosofiche, di capitalismo, di materialismo portati all'estremo. Cari miei, non ci vuole solamente il pensiero buono, ma ci vogliono anche le azioni giuste, corrette e messe in campo in modo idoneo. Altrimenti ci si va a costruire dei momenti magari belli, ludici, di tranquillità, anche spirituale, ma che sono effimeri, perché poi dopo arriva il conto per compensazione. Quindi niente buonismo, ma cose giuste. Il vostro Marietto Veneziano non si stancherà mai di dirle. Quindi, cari amici, per oggi ho finito la pillolina. Vi invito a iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano. Trovate sotto in descrizione anche i link per venirci a raggiungere nei gruppi di Facebook. Detto questo, cari amici, vi auguro una buona giornata e vi saluto e alla prossima. Ciao!